Di nuovo bentrovati, inizia qui questo nuovo appuntamento in diretta con A voi la linea. In una Trieste ancora profondamente scossa ed incredula per quanto accaduto venerdì pomeriggio per la sparatoria costata la vita a 2 agenti di polizia. Questa mattina è arrivato il leader della Lega, Matteo Salvini. Lo aveva annunciato ieri sera a Porcia in occasione della festa della Lega, dicendo appunto che si sarebbe recato oggi in questura a Trieste per rendere omaggio alle 2 vittime. E rimaniamo sul tema perché il nostro Daniele Micheluz ha raggiunto il sindacalista Raffaele Padrone, il sindacato di polizia FSP, che ovviamente si stringe attorno alle famiglie degli agenti uccisi e che ovviamente resta anche in attesa di capire come esattamente siano andate le cose. Allora diamo la linea subito a Daniele Micheluz. Buongiorno da Pordenone, siamo in compagnia di Raffaele Padrone, vice segretario nazionale del sindacato FSP di Stato, per parlare di quelli che sono stati i fatti di venerdì scorso con la morte di 2 giovani colleghi. Lei che è nel sindacato da tanti anni, di fronte a un episodio come questo, che cosa può commentare? Ma commentare adesso che i corpi dei 2 colleghi sono ancora caldi, sicuramente non li commenterò con polemica, anche perché dire perché, per come sono andati fatti quei maledetti secondi lo sanno solo loro, neanche le telecamere di sicurezza potranno renderci conto di cosa è successo effettivamente in quel momento. Una cosa è certa, appunto il dito contro il Ministero, contro la politica, perché non è possibile che 2 persone che vanno in servizio, l'avete visto anche nei filmati che sono passati in questi giorni, 2 persone serene, 2 persone contente di fare il proprio lavoro, debbano pensare se ammanettare, non ammanettare, se la tipologia del reato lo permette, cioè esula da quelli che devono essere i pensieri. Il collega deve essere concentrato sull'attività, deve essere concentrato sul servizio, non può cominciare a pensare se può o non può, ed è questo uno dei motivi per cui i colleghi oggi non ci sono più e li piangiamo. Il problema è che in Italia la politica non ha posto ancora in essere la certezza della pena, quindi in Italia si può fare quello che si vuole, i colleghi devono porre attenzione a loro e, come dico sempre, e da questi ultimi giorni sto dicendo, di polizia si muore. È vero anche che la tipologia, le condizioni per cui si sono svolti i fatti sono incredibili. Io parlo di questo episodio come se fosse il nostro 11 settembre. Per la prima volta si è verificato che all'interno di una struttura della questura, e questa è la gravità del fatto, all'interno della nostra istituzione, di un istituto dello Stato, si verificano 2 morti. Lei dice che punta il dito contro lo Stato, vi siete sentiti soli, vi sentite abbandonati alle volte? Certo che ci sentiamo abbandonati, io da quanti anni dai vostri teleschermi mi lamento perché abbiamo delle attrezzature obsolete e talvolta, come in questo caso, poi diverse, quindi uno con un cinturone, uno con l'altro, ma vi spiegherò e ne avremo modo sicuramente di parlare. Quello che mi preme ricordare innanzitutto è che già altre 5 persone, 5 colleghi da aprile ad oggi sono stati ammazzati durante il servizio e ammonta quindi a 3.560 gli uomini che hanno perso in servizio la loro vita e che non sono più tornati alle loro famiglie. E questo è l'importante, perché oggi e prossimamente gli unici che si ricorderanno dopo queste belle passerelle che abbiamo assistito in questi giorni, ma sicuramente assisteremo durante i funerali, passerelle di personaggi dello Stato che poco hanno fatto fino adesso per garantirci la possibilità di cambiare, di avere delle leggi speciali che diano la possibilità ai colleghi di tornare alle proprie famiglie. Questa è una grande mancanza dello Stato, che sicuramente si dimenticherà anche di questo episodio, che a noi, perché siamo cittadini del Friuli Venezia Giulia, pare così ed è così molto importante. È una guarigione, chiaramente la voglio rivolgere al collega che spero di incontrare al più presto per la sua presta guarigione, perché anche lui, grazie a lui,
è stato ferito l'individuo che ci ha dato la possibilità di poi venire a capo di questa brutta tragedia. Insomma, si riferisce proprio al terzo agente, quello rimasto ferito, diceva ci sarà tempo dopo i funerali per cercare di capire tecnicamente che cosa è successo, adesso c'è solo il momento del cordoglio. Sì, questo lo ripeto, l'FSP Polizia di Stato, che io rappresento anche in Friuli Venezia Giulia, non solo nella città di Pordenone ma a livello nazionale, abbiamo preso questa linea, vogliamo condurre questa linea fino a dopo ai funerali. Padrone accusa lo Stato di lasciarci solo e al governo che fa le leggi di farne anche per la Polizia di Stato. Grazie, allora ci sarà tempo di tornare sull'argomento. Grazie a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'FSP Polizia di Stato. Grazie a voi. Per questo collegamento da Pordenone è tutto, a voi la linea. Grazie allora Daniele Micheluzzo per questo collegamento, in attesa di capire se ci sarà una camera ardente a Trieste quando verranno celebrati i funerali delle due vittime. Si apprende che domani il questore di Gorizia, domani alle 10:30, deporrà una corona d'alloro in questura a Gorizia in memoria appunto delle due vittime, l'agente scelto Matteo De Menego e l'agente Pierluigi Rotta. Noi ci fermiamo per la pubblicità, poi torneremo in diretta, andremo a Udine per parlare di via Aquileia e delle strisce colorate comparse sulla strada. A tra poco.